Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Walt. Allora voglio, iniziamo subito, torniamo a commentare una sconfitta dopo tanto tempo. È una sconfitta che secondo me, per quanto visto sul campo, ci sta, poteva starci anche il pareggio. Diciamo che questa è la classica partita che chi fa un gol in più merita di vincere, secondo me. La Lazio ha fatto un gol più di noi, merita di vincere. Per quanto riguarda il gioco, potevamo ambire a qualcosa di più, siamo stati anche sfortunati, ma molto, troppo imprecisi, ragazzi, troppo imprecisi. Oggi il Napoli soprattutto, paradossalmente nel primo tempo irriconoscibile, primo tempo veramente irriconoscibile, primo tempo malissimo, malissimo, malissimo. Secondo, proviamo un po' a riprenderci, ma Kvara male, 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 male. Saltava l'uomo, ma non ha messo un cross giusto che fosse uno. Osimhen a correre come un pazzo, ma senza efficacia. Scusate se sbaglio, io sto morto, sto stanco morto, sì, si vedrà. E per quanto riguarda invece gli altri, io Anghissà l'ho visto un po' spento, Lobotka pure, bella partita di Olivera, bella partita di Kim. Che cazzo di gol si è inventato Vesino? Ma che cazzo di gol si è inventato? Niente, niente, oggi non ce la faccio. Oggi non ce la faccio. Che cazzo di gol si è inventato Vesino? Ma che cazzo di gol si è inventato Vesino? Ma che gol si è inventato? Ma che gol si è inventato? Io, io veramente non ho parole, però io testa bassa e pedalare, cioè non è una sconfitta ora che ci farà perdere il campionato. Non è già vinto, ma sicuramente non è una sconfitta che ora ce lo fa perdere. Certo è che dobbiamo stare con la testa, dobbiamo entrare in campo ogni volta pensando che non è finita, perché se entriamo in campo come oggi pensando che il campionato sia già finito, lo perdiamo, quindi testa, perché così non va proprio bene, così, così non va bene. Aiuto, sciatato, per favore, rimetteteci la voglia che ci avete sempre messo, perché il campionato è ancora lungo e, e sarebbe un peccato, quindi tutti con la testa, dal primo all'ultimo, scaramanzia o non scaramanzia, sti cazzi, andiamoci a prendere questo campionato, arrivato a questo punto, andiamoci a prendere questo campionato, per favore. Bella, scusate ma sto morto io, sto morto.